Tante le iniziative per celebrare le donne in prima linea alle scuole, le associazioni ma anche forze dell'ordine e amministrazioni comunali. La Sicilia corre in prima linea per mandare aiuti all'Ucraina e accogliere i profughi. Minacciato e sequestrato per aver ucciso un suino, scatta l'arresto per 3 persone. Fondo Ambiente Italiano, la delegazione di Agrigento sarà guidata ancora da Taibbi, riconfermato per un altro triennio. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, il Liceo Politi di Agrigento ricorda sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggi oggetto in molte parti del mondo. Quest'anno la ricorrenza è segnata dalla guerra in Ucraina. L'iniziativa mira dunque a riaffermare il rispetto dei valori umani e sociali che stanno alla base della civiltà e dei diritti umani. Il nostro direttore Arturo Cantella. L'Istituto Politi oggi festeggia l'8 marzo, Festa delle Donne, con l'intervento di un istituto secondario della provincia di Caltanissetta e altre personalità di Agrigento. Sì, è un'iniziativa fortemente voluta dall'Istituto, avanti nell'ambito del progetto Educazione ai diritti umani, ma quest'anno il convegno, l'iniziativa si è ampliata con altre personalità che hanno collaborato e partecipato alla realizzazione. Abbiamo in collegamento in rete una scuola della provincia di Caltanissetta, l'Istituto Comprensivo Puglisi di Serra di Falco, che sarà collegato in particolar modo con il Plesso Pirantello di Milena e l'associazione anti-stalking Telefono Azzurro. L'iniziativa vede anche la collaborazione dell'ASP Agrigento 1, dell'azienda sociologica Valle col dottore Patti, quindi è abbastanza ricca di personalità e di iniziative. Anche perché quest'anno questa celebrazione della donna coincide con un periodo molto critico che stiamo vivendo e quindi il tema principale sarà la violenza che le donne ucraine stanno vivendo in questo momento, quello che tutti i giorni vediamo attraverso le immagini che i media ci trasmettono, e si cerca di queste donne che sfuggono da questa immane tragedia che è capitata loro. Puntualizzare la discriminazione e le violenze che le donne hanno subito nel passato e che ancora oggi continuano a subire, le sofferenze, le tragedie che anche le donne afghane e le donne di un po' di tutto il mondo in generale, perché la violenza e le discriminazioni la fanno da padrona un po' dovunque, e chi di solito subisce molto di più questo stato di malessere sono proprio le donne. Oggi si parla di violenza alle donne in un momento difficilissimo, considerando anche la guerra dell'Ucraina. Insomma, una donna sempre più al centro dell'attenzione. Sì, oggi è la giornata internazionale della donna. Non a caso il fiore scelto per questa giornata è la mimosa, che è simbolo della resilienza. Quindi la donna, così come questo fiore, cresce in un periodo in cui ancora forse il sole non è così forte da far sbocciare un fiore bellissimo e luminoso, la mimosa è bellissima e luminosa. Quindi anche la donna nella sua resilienza ne diventa simbolo. Quindi oggi parleremo delle donne forti, delle donne dell'Ucraina a cui oggi facciamo omaggio, proprio perché noi siamo vicine, ma non solo le donne, tutta la comunità intera è vicina all'Ucraina. Ecco, parliamo di questa collaborazione con l'ASP di Viterbo e con le scuole. In cosa si concretizza brevemente? Si concretizza brevemente in un'iniziativa che serve a sensibilizzare tutte le giovani leve, che sono quelle che costituiranno il tessuto sociale di oggi e soprattutto del domani, ad avere questa mentalità di rispetto di tutti e soprattutto delle donne in una giornata che è il simbolo di quella che è la lotta
alla violenza nasce da un momento di riflessione che tutti i ragazzi debbono fare e che vede sempre le istituzioni di ogni ordine e grado a fianco, e quindi l'ASP come azienda sanitaria non può non essere accanto a queste iniziative virtuose. Ed il Liceo Leonardo di Agrigento ha realizzato una biblioteca dedicata alle donne. Arturo Cantella. Nell'ambito delle iniziative della Settimana della Cultura in occasione della Festa delle Donne, oggi è anche l'inaugurazione di una biblioteca. Di cosa si tratta, Presidente? Sì, con oggi raggiungiamo un obiettivo di questo lungo percorso che ci ha accompagnati nella celebrazione della Giornata della Donna quest'anno, ed è quello di inaugurare la Biblioteca delle Donne. La Biblioteca delle Donne nasce da un'idea delle ragazze e dei ragazzi dell'istituto che hanno voluto intanto sensibilizzare la cultura della lettura, che chiaramente, come sappiamo, è istruzione ma è anche promozione di pensiero libero. Dopodiché ovviamente si tratta di letture dedicate nel senso che sono libri che parlano, abbiamo scelto libri che parlano di donne e libri scritti da donne, perché attraverso la Biblioteca delle Donne vogliamo che giungano alle ragazze e ai ragazzi che prenderanno in comodato d'uso questi libri i messaggi di promozione delle pari opportunità, promozione della figura femminile, perché pari opportunità vuol dire uguali diritti e vuol dire benessere collettivo, quindi è un dono che su istanza dei ragazzi e su impulso dei ragazzi abbiamo comunque voluto fare ai nostri ragazzi. Anche lei qui oggi a questa inaugurazione della Biblioteca delle Donne? Sono felice di aver accettato l'invito da parte della Preside Pilato di partecipare a questa inaugurazione in un giorno così importante a livello internazionale. Sono felice maggiormente in quanto ex alunna del Liceo Scientifico Leonardo, ed è una bellissima occasione in cui si valorizza il pensiero delle donne, che è un pensiero di libertà, di autodeterminazione, un cammino lungo che però sta portando i suoi frutti e che speriamo continui a portare quello che deve, cioè la parità di genere, non solo in Europa, nel mondo occidentale, ma ovviamente in tutto il mondo, specialmente in questi giorni in cui purtroppo ci sono tantissime brutte notizie che ci fanno soffrire, che ci fanno preoccupare. Signora, ecco il suo impegno per questa iniziativa? Questa iniziativa è il frutto dell'impegno prima di tutto dei nostri alunni, perché grazie a loro, all'interesse che hanno dimostrato nei confronti di tutta la problematica che riguarda la promozione della presenza della donna in tutti i campi del sapere e del lavoro, e abbiamo realizzato già da 4 anni a questa parte tanti incontri che hanno avuto come protagoniste donne impegnate nel sociale, impegnate nella politica, impegnate in tutti i campi del sapere. E allora, arrivato a un certo punto, è venuta fuori l'esigenza di dare un luogo concreto e reale a questa storia dell'emancipazione femminile, nella piena consapevolezza secondo cui il termine emancipazione è quasi ormai obsoleto, perché adesso, grazie proprio al lavoro di queste ragazze, quindi dei ragazzi e delle ragazze del Liceo Scientifico Leonardo, un lavoro, ripeto, che si protrae nel tempo e che ancora avrà tanti spunti di riflessione, un lavoro che è indirizzato a una presa di consapevolezza ben precisa. Adesso, oggi è opportuno parlare di pari opportunità. Il termine femminismo è ormai obsoleto e la Biblioteca delle Donne del Liceo Scientifico Leonardo rappresenta il luogo concreto di questa storia. La città di Agrigento rende omaggio a Damareta, prima donna che si schierò per la pace e per la vita contro i riti barbari e i sacrifici umani sugli altari. Vediamo. Davanti a questo monumento dedicato a Damareta, una regina che si impegnò tanto per la pace e la solidarietà tra i popoli e fu la prima donna al mondo che si schierò per la vita contro la morte, perché pretese nel corso dell'armistizio tra i greci e i punici di non mettere più sacrifici umani davanti agli altari degli dei falsi e bugiardi.
quindi fu in assoluto la prima donna al mondo, una agrigentina, una siciliana, una europea, che ha dato tanto a questa nostra società, un messaggio che noi tramandiamo alle future generazioni perché possano comprendere e capire il valore della vita, e quindi noi siamo qui proprio a renderle omaggio all'inizio della Via Emera, perché ricordiamo anche la guerra del 480 a.C. tra i greci, siracusani e agrigentini contro i punici, e che si svolse proprio nella pianura di Imera. Quindi innanzitutto ringrazio la nostra carissima assessora, la Roberta Lala, molto sensibile e disponibile, al punto che ha dedicato a questa donna un omaggio floreale in ricordo del suo impegno sociale e politico. E poi devo ringraziarla perché ha dedicato una via a una delle donne più importanti della nostra società agrigentina, che nel 1905 a Curzio Apumilia fece lo sciopero per avere lo stesso diritto di voto degli uomini, e quindi una sensibilità che io riconosco nel nostro amministratore del Comune. Grazie, quindi do la parola al nostro assessore. Io, in un momento così difficile per la nostra società, prima la pandemia, poi la guerra, non posso che rendere omaggio a una donna che era simbolo della pace, Damareta, un'agrigentina che ha lottato contro il sacrificio umano che veniva fatto tra l'altro ai bambini negli altari dei pagani, e c'è riuscita con la sua forza, con la sua determinazione. Queste donne vanno ricordate ogni giorno, perché da queste donne dobbiamo prendere lo spunto per lottare per una società migliore. Come ha detto precedentemente il dottor Cilona, io che fa parte della commissione toponomastica ho proposto inoltre alla commissione toponomastica di intestare una via a una donna che è stata una pioniera a Curzio Apumilia, originaria di Agrigento, perché lei prima di chiunque altra chiese di essere iscritta nelle liste elettorali nel 1905, quindi capite bene che è una pioniera, perché il voto alle donne fu dato soltanto nel 1945-46 credo. Quindi io sono molto felice di essere qua e che il simbolo e la storia di Damareta possa entrare nelle nostre anime, in modo che noi possiamo portare questo dono di pace nel mondo e verso chi ci sta accanto. E ieri pomeriggio il liceo Leonardo di Agrigento ha presentato l'associazione scolastica Virago, che si occuperà di promuovere il dibattito e il confronto su temi legati alla figura femminile. Tutto confluirà in un giornalino scolastico consultabile e scaricabile online e affiancato da un blog. Vediamo. Presentato ieri presso la biblioteca Rarrocca dagli studenti delle classi di quinta del liceo Leonardo, l'associazione scolastica Virago e il giornalino Virago, proponendo una serie di interventi anche in diverse lingue, podcast e disegni. L'iniziativa si è aperta con i saluti della dirigente scolastica Patrizia Pilato, poi quella del sindaco Miccichè. Margherita Trupiano è intervenuta nella qualità di presidente della sezione locale dell'associazione Soroptimis, che ha parlato dell'importanza del valore dell'associazionismo femminile sul territorio. Quindi l'intervento di Esther Rizzo, scrittrice e musa ispiratrice dei ragazzi, per la costituzione dell'associazione Virago, che ha affrontato il tema della figura della donna nella società contemporanea. Oggi sono particolarmente orgogliosa a titolo personale e in nome di tutto il Leonardo di presentare alla città, abbiamo appena avuto con noi il sindaco, l'associazione Virago. L'associazione Virago è un'associazione scolastica per la parità di genere che nasce dall'idea di una classe dell'istituto che, essendo stata sensibilizzata unitamente ad altri studenti nel corso dei mesi sulle tematiche che fanno riferimento alla condizione femminile, ha dato vita a questa associazione scolastica per la parità, mettendo in campo tutta una serie di riflessioni su quelle che sono gli aspetti che caratterizzano la promozione della condizione femminile, o comunque quegli aspetti che evidenziano dei gap di genere che ancora necessitano di
attenzione. I ragazzi hanno lavorato e hanno riflettuto su queste tematiche, quali il divario retributivo per le donne, la discriminazione del genere, l'assenza delle donne dai luoghi di lavoro, ma lo hanno fatto anche promuovendo la ricerca su figure femminili che nel corso della storia si sono particolarmente distinte, il tutto tenendo conto della mission dell'istituto, che è quello della promozione della cultura scientifica. Pertanto questa sera conosceremo filosofe, scienziate, donne medico, tutta una serie di donne che hanno, sono state protagoniste della storia e che i nostri ragazzi hanno analizzato in maniera particolare. Ovviamente fra tutte si staglierà anche la figura della madre, quindi attraverso la poetessa per esempio Alda Merini diciamo che verrà esaltata anche non solo, verrà esaltata anche la figura della madre. Sono stato invitato dalla professoressa Pilato su questa anteprima della giornata delle donne che sarà domani. Naturalmente sono lusingato per essere stato invitato e ho portato gli saluti dell'amministrazione comunale e mi sono compiaciuto anche per quello che loro stanno portando avanti. Naturalmente il tema della parità di genere è un tema attuale e spero che piano piano negli anni anche questa diversità, così come è sentita tuttora, possa scemare. Oggi siamo stati coinvolti in questa iniziativa che ha realizzato il Liceo Scientifico Leonardo per parlare del ruolo dell'associazionismo. Noi come associazione femminile abbiamo un ruolo certamente incisivo a livello sociale perché promuoviamo la condizione della donna, lo facciamo con tanti progetti, tante direttive che ci vengono dalla nostra Unione Nazionale e dalla nostra Federazione Europea. Oggi abbiamo un po' ripercorso il nostro impegno, quello dell'associazionismo, quello nell'associazionismo che si pone un po' come cuscinetto tra la società e le istituzioni. Allora, Virago nasce dopo l'incontro con la scrittrice Esther Rizzo. Abbiamo appunto letto il suo libro, diciamo che grazie alla nostra professoressa abbiamo iniziato a porci vari quesiti e abbiamo deciso di comunque dar vita a questa associazione perché abbiamo notato che la parità di genere non è comunque, è sì parlata all'interno delle scuole ma in maniera molto monotona e piatta e quindi che non coinvolge i giovani e comunque la gente della nostra età, quindi abbiamo deciso di intervenire e cercare di comunque cambiare le cose e rendere i giovani più consapevoli e più partecipi e attivi per appunto nei confronti dei temi come quello della parità di genere. Perché comunque il tema della parità di genere, della condizione femminile sono cause che stanno a cuore ai giovani d'oggi e noi riteniamo giusto condividere, cercare di istruire per quanto c'è possibile i ragazzi della nostra età alla parità di genere al rispetto dei... Report sui femminicidi: nel 2021 a 119 donne è stata tolta la vita. C'è il servizio. In questo 8 marzo 2022 il pensiero va a chi non c'è più, a chi fugge dalla guerra, a chi dona un pezzo di pane, ai più bisognosi, a chi si sbraccia ogni giorno, a chi cela per amore. Va alle donne uccise, strangolate, accoltellate, va alle donne private della loro esistenza da uomini senza scrupoli, carnefici, senza cuore. Le donne uccise in Italia nei primi 11 mesi del 2021 arrivano a quota 103 e superano quelle registrate nello stesso periodo del 2020, invertendo un trend in discesa che durava dal 2018. Durante lo scorso anno i femminicidi sono aumentati del 3%. Ricordare tutte le 63 vittime sarebbe sì un dovere, ma c'è difficile elencare per ognuno di questi corpi e la storia e le barbarie subite. Pertanto, simbolicamente, ricorderemo le vittime nostre conterranee. La Sicilia ha infatti dovuto dire addio a Roberta Siragusa. Il corpo senza vita di Roberta, 17 anni, è stato rinvenuto la mattina del 24 gennaio del 2021 a Caccamo, in provincia di Palermo, all'interno di un burrone in una zona impervia del territorio di Contrada Monterotondo, alle pendici del Monte San Calogero. La vittima, originaria della stessa cittadina, era scomparsa
nelle ore precedenti, durante la notte, dopo aver partecipato ad un raduno con il fidanzato e altri amici in una villetta nei pressi del Monte San Calogero, nonostante vigesse il divieto di assembramento per la pandemia da Covid-19. La mattina seguente il compagno della giovane Pietro Monreale, 19 anni, si presentò alla locale caserma dei Carabinieri accompagnato da un genitore e dal proprio legale. Monreale rivelò ai Carabinieri il luogo in cui si trovava il cadavere della vittima. Il giovane al contempo aveva rilasciato agli inquirenti dichiarazioni contraddittorie che lo resero il principale sospettato del delitto. Il corpo della 17enne al momento del rinvenimento si presentava parzialmente carbonizzato e nudo nella parte alta, con i pantaloni abbassati, il volto tumefatto, il cranio ferito e parte dei capelli rasati a causa delle bruciature. La procura di Termini Imerese nella mattinata del 25 gennaio successivo aveva emesso il decreto di fermo nei confronti proprio di Monreale con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo la relazione del medico legale, il decesso di Roberta Siragusa sarebbe stato determinato da un arresto cardiocircolatorio e respiratorio conseguente al gravissimo stato di shock causato dalle stese gravissime ustioni del capo, del tronco e degli arti superiori fino alla carbonizzazione di ampie parti della superficie corporea. La giovane avrebbe avuto un'agonia dei 2 ai 5 minuti prima di perdere definitivamente la vita. Era la domenica successiva, il 7 febbraio del 2021, quando Palermo piangeva una nuova vittima, Piera Napoli, cantante di 32 anni e madre di 3 figli, uccisa all'interno della sua abitazione nel quartiere Cruilias. Il marito della donna, Salvatore Baglione, 37 anni, intorno alle ore 13 dello stesso giorno si era costituito alla caserma uditore per confessare il delitto. L'aggressione mortale era stata compiuta in casa mentre erano presenti 2 dei 3 figli della coppia, che però non si sarebbero accorti di nulla né avrebbero assistito al dramma. Il corpo senza vita della 32enne fu rinvenuto in seguito dai carabinieri nel bagno dell'appartamento e presentava varie ferite d'arma da taglio inferte con un coltello da cucina. Dopo essersi costituito, il 37enne fu fermato e condotto in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato della premeditazione, della crudeltà e dai futili motivi. Altra storia adesso è quella di Vanessa Zappalà, 26 anni, uccisa nel corso della notte fra il 22 e il 23 agosto 2021 da Citrezza, frazione del comune di Aci Castello, in provincia di Catania. La giovane stava passeggiando sul lungomare della località turistica quando all'improvviso un malintenzionato esplose diversi colpi d'arma da fuoco. Uno di questi l'aveva raggiunta la testa stroncandole la vita. A compiere l'agguato fu l'ex compagno della ragazza, Antonino Sciuto, 38 anni, detto Toni, che poi si diede alla fuga rendendosi irreperibile. Nelle ore successive fu ricercato dalle forze dell'ordine. Nel pomeriggio del 23 agosto i carabinieri trovarono il 38enne morto suicida impiccato all'interno di una casa di campagna tra castagni di proprietà dello zio. Accanto al cadavere un messaggio di scuse rivolto ai propri genitori. Scopriamo perché l'8 marzo è stata scelta come data per la festa della donna. È stata la seconda conferenza delle donne comuniste, svoltasi a Mosca nel 1921, a scegliere la data dell'8 marzo, approvando l'istituzione di un'unica giornata per le celebrazioni della festa della donna, che fino a quel momento avveniva nelle diverse nazioni in date differenti. Le ragioni per cui è stato scelto l'8 marzo sono numerose. La conferenza moscovita ha fatto esplicito riferimento a una manifestazione del 1917 che si svolse a San Pietroburgo e che vide le donne della città in prima linea contro lo zarismo per ottenere il pane e la pace. Pochi giorni dopo lo zar abdicò e la data è rimasta nei libri di storia a indicare l'inizio della rivoluzione di febbraio. Successivamente sono stati individuati altri episodi simbolici legati alla data dell'8 marzo, meno connotati politicamente, più vicini al mondo culturale dell'Occidente. Alcuni fanno risalire la scelta a un drammatico fatto accaduto nel 1857 negli Stati Uniti, quando un gruppo di operaie morì in un incendio nel capannone della fabbrica in cui erano state rinchiuse dal padrone per impedire loro di partecipare a uno sciopero. Questo episodio viene spesso confuso con un altro incendio avvenuto in una situazione analoga a New York l'8 marzo 1911, quando il rogo in una fabbrica di camicie costò la vita a 134 donne. Le celebrazioni di una giornata della donna è cominciata in Europa nel 1910, quando a Copenaghen, nella Conferenza internazionale delle donne socialiste, fondò l'Ufficio di informazione delle donne socialiste con l'obiettivo dichiarato di ottenere il diritto femminile al voto
e più in generale la parità di trattamento rispetto agli uomini, imitando l'esempio degli Stati Uniti che avevano istituito un Women's Day già nel 1908. In Italia le prime celebrazioni legate alla giornata della donna risalgono al 1922. Dopo un'interruzione negli anni del regime fascista, le celebrazioni riprese durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare in occasione della lotta di liberazione sotto forma di mobilitazione femminile contro la guerra e per la rivendicazione dei diritti femminili. Si formano così i primi gruppi di difesa della donna collegati al Comitato di Liberazione Nazionale, da cui successivamente nacque l'Unione Donne Italiane, che nel 1946 organizzò il 1° marzo nell'Italia ormai liberata, proponendo di farne una giornata per il riconoscimento dei diritti sociali e politici delle donne. Il primo e più importante simbolo associato alla giornata dell'8 marzo è la mimosa. Questa infiorescenza dal bel colore giallo è stata indicata come simbolo della festa già nel 1946. L'idea attribuita a 3 ex partigiane e donne politiche che si orientarono su uno dei pochi fiori di stagione disponibili ai primi di marzo. La mimosa ha fiori coloratissimi e decorativi, è relativamente poco costosa e quindi alla portata di tutti. La Giornata internazionale della donna ricorda sia le conquiste sociali, economiche e politiche conseguite dalle esponenti del sesso femminile, ma anche il momento per riflettere e prendere coscienza delle zone d'ombra che ancora umiliano e discriminano la popolazione femminile in tutto il mondo. Idealmente l'8 marzo è associato a un'altra data simbolo, il 25 novembre, giorno in cui si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel dicembre 1999. Aveva ucciso un suino durante una battuta di caccia ed era stato sequestrato e minacciato. Dopo 3 mesi arrestate 3 persone a Patti. Vediamo. Sequestro di persona pluriaggravato, furto pluriaggravato, detenzione illegale di arma comune da sparo e atti persecutori aggravati. Con queste accuse i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Patti e della stazione di Ficarra hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti su richiesta della locale Procura della Repubblica, diretta dal dottore Angelo Vittorio Cavallo, nei confronti di 3 persone. Le indagini hanno preso il via nel dicembre scorso, allorquando 2 anziani cacciatori avevano raggiunto il territorio di Ficarra per una battuta di caccia. Nelle circostanze, secondo quanto emerso dalle indagini, uno di essi, allontanandosi momentaneamente dal compagno, dopo aver abbattuto ed eviscerato un suino che si stava pericolosamente avvicinando a loro, veniva bloccato da 5 soggetti sopraggiunti in zona che, recriminando per l'uccisione del predetto animale, gli impedivano la fuga. Inizialmente all'uomo veniva sottratta la chiave dell'autovettura in suo uso e imposto di prendere parte ad una videochiamata con un soggetto che gli veniva indicato come il presunto proprietario del maiale ucciso che, nel corso del colloquio, avanzava veementi lamentele e minacce. Alle resistenze opposte, l'anziano cacciatore veniva costretto a salire a bordo della propria autovettura, assieme a uno dei 5 soggetti intervenuti, e costretto a percorrere diverse decine di chilometri per raggiungere l'abitazione dell'uomo che, poco prima, si era dichiarato proprietario del suino, specificando di essere impossibilitato a recarsi a Ficarra, perché sottoposto agli arresti domiciliari. Condotto innanzi al presunto proprietario dell'animale, l'anziano veniva trattenuto contro la propria volontà per circa 2 ore in un'abitazione, minacciato per l'accaduto e al contempo costretto a fornire informazioni circa l'identità del proprio compagno di caccia, richiesta a cui l'uomo aderiva solo parzialmente. Una volta rilasciato l'anziano cacciatore, raggiungeva l'abitazione del proprio amico che, dopo averlo informato dell'accaduto, lo invitava a riprendersi il fucile di sua proprietà che, prima di allontanarsi momentaneamente, aveva riposto nella propria autovettura. Nelle circostanze i 2 amici riscontravano che la predetta arma era stata trafugata dall'abitacolo dell'autovettura degli aguzzini dell'uomo, nel momento in cui questi era costretto a permanere nell'abitazione. I 2 denunciavano quanto accaduto ai carabinieri della stazione di Ficarra, che avviavano approfondite indagini in sinergia con il nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Patti. Le indagini consentivano di delineare, anche per sua stessa ammissione, la leadership del presunto proprietario del maiale ucciso che, con fermezza e determinazione, assurgendo al ruolo di mandante in ogni fase, si avvaleva degli altri componenti del gruppo per la materiale esecuzione di quanto da lui impartito.
L'uomo, avvalendosi delle predette persone a lui vicine e di conoscenti delle vittime, nei giorni seguenti dava inizio ad una vera e propria attività vessatoria, finalizzata a risalire all'identità dell'ulteriore componente della battuta di caccia ed al risarcimento del presunto patito danno, anche in relazione ad asserite precedenti uccisioni di animali di sua proprietà, mai denunciate alle autorità. Nel corso dell'intervento, finalizzata all'esecuzione della misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria pattese, sono state eseguite diverse perquisizioni, anche in zone diverse dalle abitazioni dei destinatari del provvedimento restrittivo, che hanno permesso di rinvenire in un'area rurale e nella disponibilità di uno degli ulteriori 2 indagati l'arma sportata nel dicembre scorso al cacciatore. Nei confronti del mandante dei delitti, per i quali si è proceduto, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, mentre per i restanti 2 destinatari del provvedimento restrittivo è stata rispettivamente disposta la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicare con soggetti diversi dai familiari conviventi e dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, con l'obbligo di permanenza presso il domicilio nelle ore notturne. È partita la macchina organizzativa per l'accoglienza dei profughi costretti a fuggire dall'Ucraina. Il referente per la Sicilia e l'Agrigentino Beniamino Biondi, che ci racconta tutti gli ulteriori step fatti in questo percorso di solidarietà concreta, fatto non solo di donazioni ma anche di adozioni temporanee. Vediamo. Professor Beniamino Biondi, responsabile da parte dell'Associazione dell'Ucraina qui ad Agrigento. Diversi sono stati i fermenti, le attività di accoglimento, Ioppolo, abbiamo visto anche Montevago, Palma di Montechiaro, insomma raccolta fondi da parte dell'Accademia Belle Arti Michelangelo. C'è giorni delle novità. Sì, sulla prima disponibilità che ho ricevuto dal direttore Alfredo Prado e dal sindaco Giuseppe Portella di Ioppolo Giancascio sono riuscito a far arrivare i primi 4 ucraini in Sicilia, una mamma con 3 bambini che sono adesso ospiti della comunità di Ioppolo Giancascio, che si è tutta stretta intorno a questa famiglia con una grandissima generosità. Ci sono anche delle novità in merito a ulteriori viaggi che dovrebbero essere compiuti in queste ore o nei prossimi giorni e che sto cercando di sostenere economicamente per poter realizzare i viaggi che portano questi profughi in Sicilia. Sulla disponibilità dei sindaci che immediatamente dopo questo evento, che è stato giustamente ben pubblicizzato, hanno creato una vera e propria rete di solidarietà. Moltissimi si sono messi in contatto con me offrendo posti letto, per cui possiamo dire ad oggi che riusciamo ad ospitare tra le 50 e le 60 persone in appartamenti autonomi sotto il controllo rigoroso degli enti pubblici e dei sindaci che se ne faranno carico, anche per scongiurare pericoli che invece possono essere dietro anche forme di accoglienza privata che io invece sconsiglio, senza appunto una serie di verifiche che devono essere fatte anche rispetto alla nazionalità delle persone che arrivano. Per cui mi auguro che in queste ore i miei contatti, alcuni sono in viaggio in Polonia, altri stanno uscendo dall'Ucraina, possano scegliere la Sicilia come loro destinazione, ricreando anche delle piccole forme di comunità del loro paese in attesa che la guerra cessi al più presto e possano fare ritorno alle loro famiglie e ai loro mariti in guerra. Entro il mese di aprile verrà bandita la gara per l'affidamento dei lavori sul rifacimento della rete idrica di Agrigento ed entro i primi mesi del 2023 inizieranno i lavori. A darne notizia sono i presidenti della sesta e seconda commissione del Comune di Agrigento, Fabio La Felice e Roberta Zicari, al termine di una commissione congiunta. Felice e Zicari affermano: i nostri ingegneri Aveni e Triassi stanno lavorando alacremente sulla redazione del bando di gara. L'ingegnere Greco, direttore generale dell'ATI, ha ribadito l'importanza del rifacimento delle reti e ha assicurato il suo impegno in tal senso. Solo per fare un esempio, potremmo recuperare ben 200 litri al secondo. Assente AICA, ma grazie all'intervento del presidente Providenza abbiamo strappato, prosegue la nota stampa, la promessa di un imminente incontro con i dirigenti del gestore del servizio idrico. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Appalti pubblici. Nei giorni scorsi la pubblicazione dei dati riguardanti le percentuali di ribasso nelle procedure pubbliche. Il presidente dell'ANCE di Agrigento, Carmelo Salamone, afferma: l'attuale sistema danneggia le imprese. Il servizio del nostro direttore Arturo Candella.
Il presidente provinciale dell'Associazione Costruttori Carmelo Salamone torna a denunciare come l'attuale sistema degli appalti crei disparità tra le aziende e ne riduca la trasparenza. In un paese con pesi e più misure è ormai scontato che ci siano aziende che possono correre e altre che siano a rischio di chiusura e non per propria responsabilità. Interviene così il presidente dell'ANCE Carmelo Salamone dopo la pubblicazione nei giorni scorsi dei dati che riguardano le percentuali di ribasso nelle procedure pubbliche. Dati sicuramente incoraggianti, dice Salamone, ma che purtroppo non ritraggono la situazione nella propria complessità. La media è stata realizzata senza distinguere tra le varie tipologie di gara e quindi quei numeri così positivi perdono di valore quando andiamo a guardarli nel dettaglio. Per Carmelo Salamone, ad esempio, nelle procedure negoziate con inviti inserite con il recente decreto legge semplificazioni, i ribassi probabilmente in media si assestano intorno al 20%, proprio perché la partecipazione è limitata a un numero di aziende ristretto che vengono scelte dalle singole amministrazioni appaltanti, contravvenendo a parere dell'associazione di categoria alle più semplici regole di mercato. Nelle gare aperte, continua Salamone, si svolgono con la procedura del massimo ribasso, le percentuali superano invece il 30%, con un sistema che spinge le aziende a inseguire il prezzo più basso, riducendo i margini di profitto e spesso rendendo anche più complesso realizzare effettivamente l'opera appaltata. Come ANCE, continua Salamone, abbiamo sempre manifestato la nostra contrarietà a questa disparità e ci chiediamo perché si continui a perseguire sempre questa strada, perché la politica non sostiene un percorso di effettiva democratizzazione, perché continuare a fare orecchie da mercante, a chi conviene questo sistema. Salamone quindi chiede che si torni a una procedura unica, cioè a quella del massimo ribasso con il metodo che era stato previsto nella legge regionale 16 sugli appalti, un testo che venne poi impugnato dalla Corte Costituzionale per questioni di competenza, sebbene i giudici non ne contestarono i contenuti, che era semmai chiaramente improntati a scongiurare i rischi di turbativa delle gare. Il presidente dell'ANCE evidenzia come, nonostante il governo nazionale abbia approvato il decreto ristori per l'aumento dei costi delle materie nel campo dell'edilizia, per il primo semestre 2021 a oggi non sia stato ancora liquidato un solo euro e non vi sia nemmeno alcuna certezza sulle somme relative al secondo semestre 21. Chi fa impresa, conclude Salamone, non può attendere i tempi della politica. A noi viene chiesto di essere celeri, veloci, rispettare i contratti e le scadenze, ma chi è chiamato a decidere per tutti non ha stranamente gli stessi oneri. Le imprese per anni hanno sopportato il costo occulto di una politica che non sa tenere il passo del paese. Oggi quel tempo è finito. Alimentazione sana, eccellenze agricole del nostro territorio, sostenibilità ambientale, sono questi i temi centrali del progetto Coltiviamo il patrimonio di Sicilia, rivolto agli studenti degli istituti alberghieri e promosso dall'assessorato regionale all'agricoltura, che si è appena concluso. Vediamo. Una targa, un abbonamento digitale al giornale, un'esperienza con i migliori ristoratori siciliani. Con questi riconoscimenti sono stati assegnati agli istituti scolastici premiati nell'ambito del progetto Coltiviamo il patrimonio di Sicilia. Si conclude così l'iniziativa per l'educazione alimentare, la conoscenza dei prodotti e dei territori siciliani di eccellenza realizzati con le risorse del PSR Sicilia 2014-2022, promossa dall'assessorato regionale all'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca mediterranea, in collaborazione col quotidiano La Sicilia e un'agenzia di pubblicità. A premiare i vincitori sono stati Pala Regione di Catania, il presidente della Regione Musumeci, accompagnato dall'assessore all'agricoltura Toni Scilla, il dirigente generale dell'agricoltura Dario Caltabellotto, il direttore dell'editore della Sicilia Antonello Pirano e Domenico Giancio San Filippo e vicepresidente delle soste di Ulisse Luciano Pennisi. Oggi vince la scuola, vince l'agricoltura siciliana. Un binomio davvero perfetto che consentirà al nostro territorio di crescere sotto l'aspetto socio-economico. È un progetto che ha parlato ai ragazzi, quindi al nostro futuro, valorizzando ciò che la nostra terra ha davvero in senso assoluto come prospettiva, che è quella della valorizzazione del nostro agroalimentare, dei nostri prodotti. I nostri prodotti che diventano cibo e quindi che poi mette in moto un percorso turistico che consentirà alla nostra regione di poter fare il definitivo salto di qualità.
Proseguono i seminari rivolti ai professionisti organizzati dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo. Ieri pomeriggio il seminario dal titolo L'esperto in criteri ambientali minimi. Vediamo. Continuano i seminari rivolti ai professionisti organizzati dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo. Ieri pomeriggio nella sede dell'Ordine in modalità online si è svolto il seminario dal titolo L'esperto in criteri ambientali minimi, cosiddetti CAM, organizzato di concerto con l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura INBAR, volto a fornire ai professionisti una serie di informazioni sui CAM e a descrivere le attività formative per la figura professionale di esperto in criteri ambientali minimi. Stiamo puntando tantissimo sulla formazione e l'aggiornamento professionale dell'architetto, nella consapevolezza del ruolo importante che recita questa figura professionale nei processi di trasformazione del nostro territorio. In particolare durante questo primo semestre 2022 stiamo affrontando la formazione su tematiche particolarmente innovative come la progettazione digitale, il BIM, il fotorendering, l'uso della fotografia in architettura e, per andare alla tematica odierna, la progettazione dei lavori pubblici nel rispetto dei criteri ambientali minimi, i cosiddetti CAM che sono stati introdotti e resi obbligatori per i lavori pubblici dall'articolo 71 del Codice dei contratti. L'obiettivo del legislatore è quello di promuovere una progettazione che sia in grado di puntare su nuovi modelli costruttivi innovativi, performanti, sostenibili, in grado di ridurre la spesa, ridurre i consumi e quindi alimentare una sorta di economia circolare che poi si traduce anche in lavoro verde, occupazione verde. Oggi, puntando su un antico e consolidato rapporto di collaborazione con l'Istituto Nazionale per la Bioarchitettura, l'INBAR, abbiamo voluto promuovere questo seminario sul tema della formazione specialistica della figura professionale dell'esperto in CAM. Formazione specialistica che potrà essere acquisita dai nostri colleghi interessati seguendo il corso che terrà l'INBAR nei prossimi giorni di marzo, il 14 e il 16 per la precisione. È un corso patrocinato anche dall'Ordine degli Architetti e dalla Fondazione Architetti del Mediterraneo e diciamo che poi la frequenza di questo corso darà titolo ai partecipanti di poter accedere alla certificazione che viene rilasciata da soggetti accreditati come ad esempio il CEPAS, in conformità con le norme internazionali come ad esempio la ISO IEC 17024. Quindi un'ottima occasione di formazione e aggiornamento professionale su una tematica di grandissima attualità. Con quella di questa sera continua la serie di iniziative che il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, unitamente al Consiglio della Fondazione AMF Agrigento, hanno programmato e stanno portando avanti per il prossimo periodo primaverile, iniziative fatte di corsi, di seminari attinenti a tematiche fondamentali per la professione dell'architetto e in particolar modo tematiche innovative come quello di questa sera, dedicato ai CAM, ai criteri minimi ambientali, cioè questi requisiti di carattere ecologico e ambientale introdotti dal Ministero dell'Ambiente e finalizzati affinché le pubbliche amministrazioni possano individuare dei prodotti, dei percorsi, delle tecnologie di carattere ambientale per l'appunto. Siamo qui oggi per presentare in questo seminario per i colleghi per l'Ordine degli Architetti di Agrigento la figura di esperto in CAM in edilizia che è l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura che presiedo
ha voluto nel 2020 intraprendere questo tipo di certificazione secondo il decreto sui criteri minimi ambientali dell'11 ottobre 2017, questo requisito importante per tutti i professionisti, quindi la certificazione 17024 su quella che è proprio la competenza della figura del professionista, e quindi secondo quanto recita il decreto sono delle competenze importantissime per quanto riguarda le soglie di qualità da affrontare in tutto il processo edilizio, quindi i professionisti sono richiamati da una parte nella progettazione, quindi nella partecipazione delle gare, dall'altra invece riferita alla gestione per quanto riguarda le gare della pubblica amministrazione, diventa un argomento di grande interesse. Tutto ciò anche chiaramente interessa nell'ultimo anno per quanto riguarda il decreto sull'ecobonus o bonus che si voglia dire, che dalle 17 categorie del decreto, quindi per quanto riguarda i CAM, poi invece successivamente ha introdotto soltanto il risparmio energetico e non tutte le 17 categorie. I carabinieri della stazione di San Biagio Platani hanno denunciato un 35enne del posto perché sorpreso a margine di una perquisizione domiciliare in possesso di 26 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish. L'ipotesi di reato è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato dapprima fermato in un regolare posto di blocco e sottoposto a perquisizione personale, successivamente estesa anche al domicilio. Da qui il ritrovamento della sostanza stupefacente che ha portato al deferimento all'autorità giudiziaria. Un pensionato di 81 anni di Porto Empedocle ha denunciato il furto della sua Fiat Panda avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi in via Gaglio. L'anziano, quando ha scoperto che il mezzo non si trovava più dove lo aveva parcheggiato, si è recato alla stazione dei carabinieri formalizzando la denuncia. Al via le indagini dei militari dell'Arma per risalire all'identità del ladro. Possibile che qualche telecamera che insiste nella zona abbia ripreso quegli attimi. Giuseppe Taibbi è stato riconfermato per un ulteriore triennio a capo della delegazione di Agrigento. I dettagli nel servizio. L'avvocato Giuseppe Taibbi è stato riconfermato per un ulteriore triennio a capo della delegazione del FAI di Agrigento. A comunicarlo la responsabile dell'area rete territoriale del FAI, Fondo Ambiente Italiano, Irene Maerelli, che in una lettera inviata al capo delegazione così scrive: insieme al presidente regionale FAI e alla direzione nazionale ti siamo grati per aver accettato il rinnovo di questo incarico per un ulteriore triennio. Per noi è importante poter ancora contare sul tuo aiuto e sulla tua esperienza per guidare e sviluppare ulteriormente la delegazione. Ancora grazie da parte mia e dell'intera Fondazione per l'importante contributo che hai sempre garantito e che sono certa continuerai a garantire. Con la riconferma dell'avvocato Taibbi al vertice provinciale, la delegazione è dunque così composta: Giuseppe Taibbi, capo delegazione e delegato ai rapporti con l'università, Bruno Carapezza, segretario, Giuseppe Luparello, tesoriere e raccolta fondi, Tiziana Lanza, responsabile del coordinamento volontari e social, Anna Gangarrossa, responsabile del gruppo scuola, Adriana Iacono, delegata ambiente e paesaggio, Nuccio Zigari, delegato arte e diritti umani, Carmelo Capraro, delegato alla cultura, Matteo Iemmola e Tonia Lombardo, delegati al gruppo scuola, Giosuè Graci, delegato ai rapporti con il FAI Giovani e Luigi Mula, delegato alla comunicazione e all'informazione, quindi Ruben Russo, capo gruppo FAI dei Giovani. Ci affacciamo con entusiasmo a questo nuovo triennio, iniziando da quest'anno, per il quale abbiamo già programmato tantissimi eventi nella provincia di Agrigento e non solo. Sono molto lieto di questo nuovo incarico triennale che permette alla delegazione agrigentina, insieme al FAI Giovani, il proseguimento e l'impegno sul territorio con rinnovata passione
Tante le iniziative in corso, a partire dalle prossime giornate FAI di primavera che si terranno il 26 e il 27 marzo prossimi, grazie sempre alla collaborazione tra le istituzioni e le associazioni, con le tante scuole coinvolte. Con le prossime giornate FAI vogliamo riaccendere la speranza, indicare con coraggio la luce oltre la pandemia, la guerra e la crisi climatica. Gli eventi, sottolinea l'avvocato Taibbi, metteranno al centro l'ambiente inteso quale indissolubile intreccio di storia, natura che ad Agrigento trova la sua massima espressione nel giardino della Colimbetra, un bene FAI sin dal 1999. Ringrazio per la rinnovata fiducia la direzione nazionale e la presidenza regionale del FAI. Conclude il capodelegazione Taibbi, che ricordiamo è al fianco del FAI da tantissimi anni, dal 2010 come capodelegazione di Agrigento, dal 2018 al 2021 come presidente regionale FAI Sicilia, ad interim capodelegazione FAI di Agrigento. Sport motocross, presentato il Bertuccelli Team Racing. Vediamo. È stato presentato alla Baia di Ulisse di Agrigento il Bertuccelli Team Racing, la prestigiosa scuderia che è anche una scuola di motocross presente dal 2015 e che ha visto nascere parecchi campioni di motocross a livello siciliano e anche nazionale. Agli appassionati di motocross, il Bertuccelli Team Racing ha presentato la propria scuderia di piloti e le nuove moto rinnovate nei colori e nelle grafiche, pronte per l'avvio della stagione 2022 che sarà piena di impegni nazionali e regionali. Il Team Bertuccelli è una scuola cross, ma non solo, è anche una grande famiglia perché riesce a coinvolgere tutti, dai genitori chiaramente che fanno i primi sforzi, gli unici sforzi, e secundis i piloti che riescono a impegnarsi grazie ai suoi allenamenti che sono strepitosi, con la partecipazione appunto di tutti noi, del team che ci assiste a livelli agonistici. Abbiamo conseguito vari titoli sia su sabbia come campionati appunto nazionali e come italiano, abbiamo la possibilità anche come regionale soprattutto. Il nostro team è formato dai più piccoli ai più grandi, arrivare anche a un'età di 50 anni, perciò una grande famiglia, un team veramente unito. Uno sport per tutti, ci sono appunto varie categorie, varie discipline nel motocross, si riesce appunto a poter far sì che tutti riescono appunto a partecipare alle gare in base chiaramente alla categoria. È un posto veramente rilassante e molto bello, ci ha permesso di creare questa manifestazione, questa presentazione, e devo dire con gran successo perché veramente ci siamo sentiti veramente a casa, un posto veramente bello. Vado in moto, gareggio da parecchi anni e niente, un giorno comunque ecco, mi è venuta questa passione, nel senso di insegnare ai ragazzi giustamente le tecniche basi che servono per ecco, andare in moto, uno per non farsi male, due che comunque sia anche per migliorare e cercare di ovviamente tipo, dare le proprie soddisfazioni ai ragazzi, che comunque quando uno comunque si presenta che vuole gareggiare vuole la propria soddisfazione. E oggi abbiamo fatto la presentazione qui all'hotel di Baia di Ulisse, che ringrazio ovviamente per la disponibilità e l'ospitalità che ci ha dato, e niente, da oggi abbiamo fatto questa presentazione della stagione 2022 di tutti i ragazzi che seguo io durante gli allenamenti e le gare sia a livello regionali che nazionali. Gli obiettivi ovviamente sarebbe scontato, però ovviamente cercare di vincere più gare possibili e comunque sia intanto di dare anche la sicurezza, la prima cosa ai ragazzi, di tra virgolette non farsi male e cercare di, come dicevo prima, di portare avanti il proprio obiettivo che hanno nella vita. Il campionato italiano è gestito, cioè nel senso è basato tutto in tutta Italia, ecco, il campionato italiano si fa in tutta Italia. Poi abbiamo qui il campionato regionale in Sicilia, la mia base, ecco, per capirci, io sono di Messina, però comunque tutti gli allenamenti sono situati sulla zona Siracusa, Catania, perché diciamo tutta la mia squadra, tutti i ragazzi sono tutti o catanesi o siracusani, quindi diciamo sono basato con gli allenamenti tutti da questa parte. E poi niente, poi ecco, il campionato comunque sia, ecco, viene
viene fatto dalla Federazione Motociclistica Italiana, che comunque loro danno le varie date, le varie tappe in base al campionato, parliamo nazionale, e dando le gare in base alle piste omologate che ci sono in tutta Italia. Ho un bel gruppo, vanno tutti abbastanza forti e ovviamente dico ognuno in base anche alle ai suoi obiettivi ovviamente, hanno portato, o comunque sì, anche in queste ultime gare che abbiamo avuto, delle belle posizioni anche a livello nazionale, e spero che comunque ovviamente tutti i ragazzi vincono, ecco, il proprio campionato, in modo tale che, come dicevo prima, ecco, sarò ripetitivo, però a riportare a casa il suo obiettivo. L'invito che farei è questo, che comunque sia, ecco, è un bellissimo sport, è purtroppo, dico purtroppo, costoso, ma sempre ovviamente in base agli obiettivi che uno si dà, però comunque è una bella disciplina, anche perché si forma gruppo e disciplina, e comunque sia, ecco, i ragazzi, anziché, mi permetto di dire, rischiare la vita in strada facendo gli scemi, comunque sia, ecco, qua dentro un tracciato, sai, hai anche un attimino di occhio di riguardo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.